Benvenuti a questa nuova videoricetta con la nonna Rosalia. Siamo nel mese di maggio, è tempo di fave, carciofi e quindi si cucina un piatto tipico siciliano che è la frittedda. Nonna, io ho voglia di frittedda. Che fa, la facciamo e la mangiamo? Avete le fave? Sì. Ci sono le fave, ci sono le carciofe, finocchietto, Finocchietto serrato. le cipolletta. Cominciamo a pulirle e poi la mettiamo a fuoco. Quindi ce la mangiamo con la pasta oppure ce la mangiamo... Si può mangiare con la pasta, il contorno, come si vuole. Basta che la mangiamo. La pasta la mangiamo. Ora collaboriamo e lavoriamo e puliamo tutto quello che ci vuole. Sì, quindi prima facciamo le fave. Prima uniamo le fave. Le dobbiamo spicchiare, dobbiamo sgusciarli. Poi ci sono le carciofe, devono essere pure pulite. Sì. Si puliscono e si mettono a mollo in acqua e limone per non diventare neri. E poi si lavano tutto e si mette a fuoco. Un chilo di fave, 4-5 carciofe, 2 cipollette, 3, 4, 5 file di finocchietto E poi l'olio. E poi l'olio e il sale. L'olio abbiamo scelto Lamini, che è l'olio di Giarrappa, risalta anche i sapori del carciofo e delle fave. Quelle piccole si lasciano per come sono. Quelle più grosse si leva la pelle. E poi tu stai anche levando la testa delle fave. Allora, dopo le fave passiamo a pulire i carciofi. Quindi dobbiamo togliere prima tutte queste foglioline piccole. Devono arrivare bianche, così. Allora, taglialo così e pulisci lo stelo. Taglio a metà. Pulisci lo stelo. Taglio a metà ora. E mettila nell'acqua e limone. La mettiamo nell'acqua e nel limone. Così evitano di diventare neri. Affettale. Quindi così. Sì. E li metto ancora nella No, ciotola. nell'acqua. Così. Si prendono così. Dai che ti aiuto. Minuziamo la cipolletta. Questa l'abbiamo lavata. Tagliala. Facci la ciabatta. Spaccazza e taglia. Ora. Così? Sì. Più grossa. Ora prendiamo il finocchietto E minuzzalo. e prendiamo qualche ciuffetto, 5-6 ciuffetti. Sentite il colore di finocchietto. Ci devo mettere pure l'erbetta. L'erbetta. Che ci piace ce la metto, quando non ci piace. Ora ci mettiamo le fave. Prende la pentola, ci mette l'olio che lavamo queste e le mettiamo a fuoco. Ora che l'hai lavato, mettila nella pentola con l'olio. Quindi ci hai messo l'olio. abbiamo messo l'olio nella pentola, mettiamo quello che avevamo fatto prima, che abbiamo pure lavato, dentro. Ok. Carciofe. Che abbiamo lavato pure di nuovo. Metti un poco di sale, Un pizzico di sale. mettila a fuoco. E mettiamo. Si rigirano E li lasciamo e cuocere lasciamo cuocere. per 10 minuti a fuoco Medio. a fuoco medio.
siamo arrivati a metà cottura, vero? Quasi. Quando capiamo che sono cotte. Quando sono morbide, Quindi le assaggiamo. si assaggiano e si vede. Mettiamo un po' di pepe Mhm. e un altro pochino di sale. Non potete sentire l'odore, Ma c'è. l'odore c'è, con la pasta e un po' di ricotta. Mm. Bene, la pasta viene speciale. Tagliare pistaccio. Cosa sono? Queste sono fave quelle più grosse. Bollite come si cuociono, si condiscono con olio e pepe. Ah. E si mangiano con E si tutta la mangiano così, con tutta la buccia. buone. Guarda, guarda che bella. Bellissimo. Assaggiale che sono già cotte. Assaggia. Come sono venute. Come sono? Buone? Buonissime. Se volete fare con la pasta, ci vuole un po' di ricotta, viene bellissima la pasta. Viene buono. Buonissima. Si può mangiare così, come si vuole. Perfetto, allora noi andiamo a mangiarla. Facciamo Una un buona pranzo. cena. Anche una buona cena. Facciamo una buona cena. Alla prossima. Ciao. Ciao.